è inspiegabile come questo sia potuto accadere, è evidente che c'è stata qualche falla. Qualcosa è andato storto, c'è stata una falla. Gianalberto Scarpa Basteri, avvocato veneziano e console onorario del Bangladesh, è stato a Dhaka a gennaio e ha visitato il quartiere dove è avvenuta la strage. È un'enclave diplomatica dove ci sono checkpoint con uomini armati. È un quartiere dove si ha accesso solamente passando posti di blocco, che sono sia all'entrata che all'uscita. Gulshan, Bonani e Baridara sono i 3 quartieri che fanno parte della enclave zone di Dhaka, dove appunto non si può accedere se non tramite pass. Scarpa Basteri conosceva una delle 9 vittime italiane dell'attentato. Personalmente il dottor Claudio Cappelli di Vedano al Lambro, che è una delle vittime accertate. L'ho conosciuto personalmente in occasione di un meeting di lavoro al Consolato Generale di Milano il 14 giugno. Ci eravamo scambiati le impressioni sul paese che entrambi, diciamo, amavamo e amiamo tuttora, credo, e ci eravamo ripromessi di vederci al suo ritorno dal viaggio di lavoro in Bangladesh, quindi in questi giorni. Ora c'è molta preoccupazione. Gli imprenditori che lavorano con quel paese hanno paura per la propria incolumità. Dall'altra parte c'è un paese in crescita che ora teme contraccolpi pesanti sulla propria economia. Siamo tutti scioccati, sconvolti, stiamo cercando di capire come regolarci e come muoverci. Quindi di sicuro, per quanto mi riguarda, io non cesserò la mia attività e continuerò ad andare in Bangladesh, ovviamente con le dovute misure di sicurezza e dopo aver magari capito un po' meglio che cosa è accaduto, cosa non ha funzionato. È chiaro che adesso c'è paura da parte mia, c'è paura ancora di più da parte degli imprenditori che vivono lì, che risiedono là, i quali hanno giustamente paura perché si sentono sotto bersaglio. Mi auguro che il governo bengalese prenda le più opportune contromisure quanto prima